Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di cultura, parliamo di turismo, parliamo soprattutto del Veneto orientale, l'estremo lembo della provincia lagunare, che non è soltanto mare e movida, ma è soprattutto arte e archeologia, perché ci sono i famosi scavi di Altino e c'è una novità, perché il Polo Museale ha siglato un accordo con una rete di imprese. E che cosa significa questo accordo? Ce lo facciamo raccontare da Renzo Longo, che è capofila di questa rete di imprese. Il progetto si chiama The Roman Venice. Buongiorno e benvenuto. Grazie. The Roman Venice non è una partita di calcio e non è neanche l'archeologia romana che prevale su Venezia. Che cos'è? Proprio perché evidenziare questo patrimonio archeologico importantissimo che c'è a Quarto d'Altino, che spesso nemmeno i veneziani sanno che esista e neanche i veneti. Purtroppo ha detto bene. Conosciamo gli scavi di Pompei e magari non sappiamo che ci sono... Che c'è una città sommersa di quasi 30.000 abitanti, una città antica, però ecco, è una città romana ed è per questo che abbiamo intitolato la nostra rete di imprese The Roman Venice, perché Altino, l'antica Altino, era una grandissima città romana e questa rete di imprese è nata per la collaborazione di 12 aziende del territorio altinate, il Quarto d'Altino e vicino, proprio per cercare di valorizzare prima di tutto il territorio e quindi promuovere il turismo, un certo tipo di turismo che il nostro turista ideale è il turista culturale, quello che vuole venire ad Altino per vivere delle nuove e esclusive esperienze. È questo il nostro obiettivo. Quando si parla di turismo di recente, parlo negli ultimi 2 anni, c'è un po' anche un'inflazione del termine esperienziale, no? Certo. È diventata un po' una denominazione che quasi eleva il turismo quasi a bollare come turismo di serie B il turismo, chiamiamolo così, di massa. Che cosa intendete per turismo esperienziale? Anche perché poi lei ha evidenziato una cosa molto interessante, c'è un accordo tra il Polo Museale del Veneto, quindi l'ente pubblico, ma imprese private, che sono per lo più strutture ricettive. Quindi che cosa volete valorizzare in questo modo? Perché uno potrebbe dire sì, adesso mettono il cartello turismo culturale, turismo esperienziale, un modo per attirare i clienti, insomma, perdoni la provocazione e la franchezza. Poi effettivamente quando il cliente, l'ospite arriva nel nostro territorio deve fare queste esperienze nuove. Diciamo che nel primo pacchetto turistico che abbiamo studiato e stiamo proponendo, vogliamo proprio che il turista quando arriva si sporchi le mani. Tant'è vero che una delle prime nuove esperienze che può fare nel pacchetto The Roman Venice Weekend è proprio quello di trovare l'arte della panificazione. Una nostra azienda associata ha scoperto l'arte di panificare con i grani antichi e quindi i grani antichi tipo il farro monococco che era usato dai romani, dagli antichi romani, e quindi gli faremo fare questa esperienza. Non sarà solo una guida di come si fa a fare il pane, glielo faremo fare. Glielo faremo infornare, gli faremo sporcare le mani con la farina. E in più poi organizziamo una vera e propria cena romana, una rappresentazione di come era una cena romana in un ristorante dei nostri rettisti e lì delle archeologhe, guide archeologhe spiegheranno
faranno toccare, faranno capire come sarà, com'era, scusi, una cena romana, spiegando i prodotti, insomma, coinvolgendo gli ospiti durante la cena. Per proporre questo tipo di turismo culturale è fondamentale, credo, la serietà della ricostruzione filologica, della ricostruzione storica, della ricostruzione scientifica di quanto si fa. Ecco, come avete costruito, no, questa rete, fidelizzandovi anche con il polo museale, cioè finalmente delle realtà che per anni sono state su due sponde opposte, no? Quasi snobbandosi reciprocamente, hanno trovato un punto di contatto in una proposta che però deve essere comunque qualificata. È questa proprio la novità, e il dottor Ferrara, il direttore del Polo Museale, l'ha evidenziata durante la firma di questa convenzione, che è una convenzione tra pubblico e privato, tra aziende private che si sono messe insieme, e la forza di queste aziende private è che vengono da attività diverse. C'è l'accoglienza, ci sono aziende che commerciano, che vendono prodotti, ci sono delle aziende che producono il pane antico, c'è un'attività di navigazione nella laguna nord, proprio dal museo di Altino verso le isole di Torcello e Burano, e adesso non voglio dimenticare altri, ma insomma ci siamo messi insieme e il Polo Museale ci ha dato questa opportunità proprio perché ha visto che noi, rappresentando una serie di attività diverse, rappresentiamo il territorio, perché è quello che noi cerchiamo prima di tutto, valorizzare il territorio per poi andarlo a promuovere per i turisti ma anche per i locali. E questo è importante perché i locali possono partecipare alla rete. Oggi siamo 12 aziende, ma domani speriamo di essere molte di più. Quali sono i requisiti che vengono richiesti alle aziende proprio per far parte di questo circuito qualificante e qualificato? Come aveva detto lei, la cosa fondamentale è che ci aiutino a trovare e a promuovere delle nuove esperienze. Il turismo esperienziale è questo, quindi ci serve che tutta la filiera, tutti i partecipanti del territorio possano dare un contributo affinché il turista, quando arriva, se ne possa andare soddisfatto delle proprie esperienze. Quindi non basta più fornire dei servizi, non so, ottimo cibo, pulizia delle strutture, efficienza del servizio, inteso come elemento di vitto e alloggio. Ma no, direi che ormai la qualità e il prezzo sono delle cose che tutti hanno e tutti offrono. Quindi alla fine la cosa fondamentale è che quando l'ospite se ne torna a casa si faccia la recensione in TripAdvisor con il massimo del punteggio, ma soprattutto abbia qualcosa da raccontare agli amici o ai conoscenti. Ed è questo, secondo me, l'obiettivo della rete. In qualche modo, faccio la domanda all'imprenditore, avete scoperto la funzione, la necessità di consulenti culturali, perché ovviamente vi dovete avvalere di nuove figure dell'organico in qualche modo, perché prima era, non so, il cameriere di sala, il direttore di sala, la direttrice ai piani che facesse funzionare, no, la struttura ricettiva o ristorante. Oggi vi rendete conto che avete bisogno dell'archeologa piuttosto che dell'animatore culturale in senso elevato. Certo, tutto è nato circa 2 anni fa perché abbiamo partecipato a un corso di formazione promosso dalla regione con l'Ascom di San Donà Jesolo, il comune di Quarto d'Altino ci ha ospitato, ma soprattutto siamo stati formati e presi per mano durante questi 2 anni dal CISET,
che è un'organizzazione molto importante nel nostro territorio, che ci ha permesso di crescere, di farci capire un po' durante questo percorso quale sarebbe stato il nostro obiettivo finale. E quindi è chiaro che ci sono tante figure all'interno di questa rete, e chiaramente non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto fino ad ora se non ci fosse stato il CISET, ma poi tante altre figure, come lei ha citato, le guide archeologhe, che ci hanno permesso di contattare il polo museale, quindi il Veneto, il polo museale Veneto, per realizzare questo accordo storico. Il museo di Quarto d'Altino è in una posizione strategica, il sito archeologico di Quarto d'Altino è in una posizione strategica perché è vicino a Venezia, ma al contempo è vicino a Jesolo. Punta più a fornire un nuovo percorso culturale di conoscenza del sito archeologico, e poi citava la Laguna Nord, e quindi di accesso alla città di Venezia, anche proponendo un itinerario diverso per arrivare in città, o in qualche modo anche offrire un'opportunità di vacanza esperienziale per chi va al mare, ma magari insomma la movida ormai basta ai giovani, forse non basta più. Il nostro... Quindi avete potete drenare utenti, un grande mi passi bacino. il termine. Certo. Quarto d'Altino è sempre stata vista come un terminal di Venezia, perché abbiamo la stazione del treno e va a Venezia, mentre siamo un paese di passaggio per quelli che vanno a Jesolo. Insomma, siete la via del mare ferrata. Sì, diciamo... un punto dove si arriva, poi dopo non si sa dove si procede, però fino a lì ci si arriva agevolmente, certo, no? Sia per i pendolari che per i turisti, per chi arriva dall'aeroporto, è uno snodo cruciale. Però il comune di Quarto d'Altino sta sulla laguna, certo. E quindi ecco, nella rete ci sono due aziende importanti che partecipano, che una è quella che fa la navigazione da Altino verso le isole, e poi c'è il consorzio Venezia Nativa, che raggruppa la maggior parte delle attività di Burano, Mazzorbo e Torcello. E quindi attraverso soprattutto questo accordo con queste due aziende della rete, sicuramente noi puntiamo ad essere alternativi a Venezia. Non ci poniamo in confronto... Alternativi o complementari? No, diciamo che vorremmo che l'ospite, il nostro cliente, venisse da noi perché gli facciamo conoscere Altino, la città romana e la Laguna Nord. È chiaro che non possiamo essere così presuntuosi di dire che un finlandese viene da noi e non vada a Venezia, è chiaro. Però magari è capace il finlandese arrivare proprio perché è interessato al sito di Quarto d'Altino e magari a Venezia c'è già stato 50 volte, oppure voglia arrivare a Venezia, possa capire che si può arrivare a Venezia dalla Laguna Nord. Assolutamente. Cioè non è che da Venezia si va a Burano, Torcello, ma da Torcello o da Burano si può arrivare a Venezia. Se lei il sabato sera o la domenica sera si trova a Burano e vuole ritornare a Venezia, con il vaporetto deve aspettare, non dico qualche minuto, qualche ora per ritornarci. Invece la linea che già da un paio d'anni che noi abbiamo, una linea di navigazione fissa, è una valida alternativa. È un po' come, mi passi il paragone, se vogliamo andare al Lido, da Fusina c'è un collegamento molto più rapido, certo, che se parto da Piazzale Roma. Sì, in più da quest'anno probabilmente non abbiamo ancora degli orari precisi, ma allungheremo la tratta da Burano a Treporti.
e sicuramente è nel nostro obiettivo. Quindi Cavallino, Jesolo, esatto, e quindi ecco, Caorle, Bibbione, Lignano. Non vogliamo fare la concorrenza a Venezia o al litorali, ma vogliamo una nostra identità, li colleghiamo tutti. Quindi può essere anche un'opportunità in più in un distretto turistico capace di veramente essere una direttrice poi anche per la Slovenia, no? Si parla da tempo di questa via di corrispondenza anche sulla strada proprio di una via romana, no? Beh, abbiamo a Quarto d'Altino tanti turisti che vengono in bicicletta da Monaco e possono arrivare fino alle spiagge, nonché a Venezia. E quindi un altro dei nostri obiettivi, stavo dicendo, è proprio quello di prendere le bici, caricarle nella barca e fargli fare la laguna e portarli fino al litorale o viceversa, dal litorale ad Altino. E state pensando, no, visto che si parla di esperienze, a delle barche viaggianti, delle case sulla barca, delle forme così che già ci sono, c'è qualcosa? C'è già, però diciamo che la rete nasce perché comunque vogliamo che il turista rimanga nel territorio. Chiaramente l'opzione, quella della barca non è un ospite stanziale che sta lì, noi vogliamo farlo stare almeno 3-4 giorni nel nostro territorio per fargli vivere tutte le esperienze. No, ma io intendevo magari fa una notte in albergo e una notte con una specie di albergo sull'acqua, no? Albergo barca. Ci sono delle attività già che partono dal Sile, perché comunque Quarto d'Altino è sul Sile, fino a Treviso, e con le houseboat arrivano a Treviso e vanno fino a Jesolo o in laguna a Venezia. Perché solo 12 imprese hanno aderito a questo progetto? Perché? Me lo sto chiedendo anch'io, ma le do già una risposta. È un'attività molto nuova quella della rete di imprese. Ma c'è diffidenza o non c'è adeguata preparazione, avere i requisiti per poter sostenere questo tipo di... Può darsi che ci sia anche bisogno di fare promozione di questa cosa, così come per trovare i nostri ospiti, i nostri clienti dobbiamo fare promozione. Nel nostro territorio abbiamo un sacco di attività che potrebbero essere già dentro la rete. Probabilmente non sono state informate per tempo bene sulla capacità che noi adesso troviamo di fare rete. Abbiamo comunque dei buoni presupposti, perché durante la firma della convenzione con il museo molte aziende sono intervenute, sono venute con la richiesta di entrare. Quindi, qual è il ruolo del Polo Museale del Veneto? Perché il sito archeologico di Quarto d'Altino, il museo, si mettono in gioco anche offrendo una interattività, no, con i visitatori. Beh, diciamo che il dottor Ferrara sta facendo un buon lavoro, perché fino a poco tempo fa il museo era visitabile con certi orari e per esempio le aree esterne avevano altri orari e altre condizioni. Con lo stesso biglietto non si poteva visitare questo e quello, invece adesso diciamo che sarà possibile e quindi è già un passo in avanti, perché c'è la capacità di attrarre un sacco di persone al museo, perché è un ottimo museo che va promosso. Ecco, noi ci proponiamo anche questo come obiettivo, assieme al Comune di Quarto d'Altino, per organizzare degli eventi culturali, per cercare di promuovere quello che noi abbiamo già, non è che dobbiamo inventarci le cose. A me verrebbe da dire, ma visto che è qualcosa che abbiamo già, no? E che è qualcosa, questo sito archeologico, che comunque è vicino
al centro del mondo turistico che può essere Venezia e altrettanto vicino a delle spiagge affollatissime come quelle del litorale veneziano, come mai non ci si è dimenticati di questo sito archeologico? Come mai c'è la necessità adesso di promuoverlo, che insomma potrebbe, che poi una promozione, si diceva prima, lei ha evidenziato un elemento importante, non è solo rivolto ai turisti che arrivano da fuori regione, che arrivano da fuori Italia, dall'estero, ma anche a chi vive, ai veneziani stessi per assurdo. Come mai questa dimenticanza? Come mai questo? Probabilmente è un sito che comunque è stato ripristinato, cioè non era neanche accessibile fino a pochi anni fa, se non agli archeologi, quasi nascosto, no? Oggi è stato reso fruibile alle visite. Secondo me è proprio una questione di promozione, come ho detto prima, è solo questione di far conoscere quello che c'è già. E oggi è frequentato soprattutto da studenti, okay? E da pochi turisti. E come ha detto lei, anche i locali non ci vanno perché non sanno dell'esistenza di questa meraviglia. Basta solo far capire un po' che veramente Altino era una città così grande nell'antica Roma, che basterebbe per far capire che ricchezza abbiamo lì. È una questione di promozione, ecco, perché non ci manca nulla. Lei che vive in quel territorio, appunto evidenzia questo The Roman Venice, no? Che identifica la ricchezza artistico-culturale di quell'area, si è dato una risposta del perché, insomma, Quarto d'Altino per certi versi è più noto come snodo ferroviario, stradale, per andare un po' in tutte le direttrici, e non ci si rende conto che non è un hub, è un sito archeologico, una città romana di importanza notevole. Sì. Oltretutto Venezia e la Viania, la Claudia Augusta, la Postumia, insomma, non stiamo parlando di... Venezia e la sua laguna, e Quarto d'Altino è sulla laguna, non a caso è patrimonio dell'umanità all'UNESCO. E è un vero peccato che non si conosca. Il problema è che Venezia fa cogita, come ha detto il dottor Ferrara durante la nostra convenzione, e tutto intorno, cioè lei è autoreferenziante, no? Venezia non ha bisogno di farsi conoscere perché è un'unicità mondiale. Tutto quello che gli sta attorno invece è un po' soffocato, diventa molto difficile far deviare i flussi da Venezia a quello che gli sta intorno. Oltretutto, come aveva detto lei, abbiamo le spiagge e il litorale che portano un altro tipo di ospite, di cliente, okay? Per cui per noi è stato molto difficile. Ma questo è un primo passo, cioè mettersi insieme per cercare di fare la promozione prima del territorio e poi delle nostre attività. Quanto questo progetto punta anche a intercettare una clientela di un certo tipo? Perché lei prima parlava di Quarto d'Altino, magari a Quarto d'Altino venivano a alloggiare coloro che pensavano di spendere meno piuttosto che un albergo a Venezia, di spendere meno piuttosto che un albergo a Jesolo. Certo. E quindi in qualche modo vi ha bollato come strutture di passaggio, un po' periferiche. Quanto adesso invece, sulla base di questo patrimonio che avete, state cercando di recuperare passaggi e attrarre quella clientela, diciamo così, di un certo tipo, che venga a Quarto d'Altino perché è interessata a Quarto d'Altino?
È importante che lo sappia che Quarto d'Altino può trovare un'accoglienza incredibile, perché già oggi noi abbiamo circa 100.000 arrivi e 200.000 presenze, però dobbiamo aumentare quel tipo di clientela, quel turista culturale. E la questione è che, ripeto, non ci conosce e noi dobbiamo fare dei piccoli passi, e questo è secondo me un primo passo importante come rete per cercare di fare la promozione e fargli comprendere prima che arrivi a Venezia l'ospite cosa può trovare, perché fino ad oggi l'ospite arrivava a Quarto d'Altino con l'unica intenzione di andare a Venezia. Quando gli si faceva capire che ad Altino c'è un museo, che c'è la possibilità di prendere la barca, andare a visitare la laguna e scoprire, è chiaro che lui, l'ospite, era entusiasta di questa cosa. Se in più gli facciamo fare quelle esperienze che abbiamo detto all'inizio, allora cominciamo a fare il passaparola, cominciamo ad avere delle recensioni in TripAdvisor. Ma è così fondamentale avere le recensioni in TripAdvisor? Diciamo che adesso sono tutte recensioni vere, non ci sono macchinazioni più... Ma diciamo che la maggior parte sono vere. Io non Anche credo... per la credibilità del sito? Sì, secondo me sì. Si capisce subito se una è falsa o no, e comunque la gente sa distinguere e non scarta una località o una struttura perché qualcuno ha fatto una unica recensione negativa. Ecco, quanto la rete aiuta la vostra rete? Noi stiamo, come le ho detto, abbiamo tra di noi attività diverse e abbiamo ognuno un proprio sito internet. Usiamo i social. Però c'è un sito univoco, se non sbaglio, esatto, che è www.theromanvenice.com. Sì, è un sito nuovo, molto ben fatto da uno dei nostri retisti, e si prefigge l'obiettivo di andare a vendere. Non abbiamo fatto un sito vetrina, vogliamo andare a vendere dei prodotti turistici. E il primo prodotto che si può acquistare è il weekend, il The Roman Venice Weekend. È molto importante la rete, è chiaro, perché ormai il turista si informa nei motori di ricerca, in booking.com, legge le recensioni e poi dopo 2, 3, 4 passaggi di questo tipo magari telefona direttamente alla struttura, ma soprattutto ricerca le notizie sul posto, si informa sul territorio, su cosa può fare. Ecco, nel nostro sito troverà le esperienze che può vivere durante il nostro weekend. Quanto vi agevola il fatto che ad un passo ci sia l'aeroporto di Venezia e anche la marina di Portograndi, quindi un porticciolo? Sì, diciamo che l'aeroporto di Venezia per noi è essenziale. E qui rivolgo poi anche un appello a chi di dovere. Sarebbe veramente eccezionale il fatto se potesse essere collegato direttamente con Quarto d'Altino attraverso un servizio pubblico. Aeroporto di Venezia, Altino e Quarto d'Altino ancora oggi non è collegato. Adesso faccio la provocatrice, la seconda pista, meglio che rimanga... Penso che, come l'ho detto, abbiamo già molti arrivi e molte presenze a Quarto d'Altino. No, perché la seconda pista in qualche modo andava così. Secondo me non abbiamo bisogno di un turista di massa. Ma anche per salvaguardare il sito archeologico. Beh, sicuramente chi di dovere sta facendo delle buone impressioni per non farla. Però l'auspicio è che la rete si allarghi con altri imprenditori. Assolutamente sì. Nel territorio ne abbiamo proprio
bisogno, ma penso sia una cosa da condividere. Io ringrazio Renzo Longo, questa rete di imprese, per valorizzare, far conoscere il sito archeologico di Quarto d'Altino, non solo a chi arriva in aereo, ma anche magari chi può arrivarci in bicicletta per scoprire queste bellezze della Laguna Nord veneziana. Io vi ringrazio, torniamo domani mattina con Stato in Punto. Arrivederci. Grazie a tutti.